Buongiorno cari concittadini di TreDiPo, siamo qua oggi con il nostro consueto appuntamento di aggiornamento per l'emergenza coronavirus. Anche quest'oggi non si riscontrano nuovi casi di coronavirus qua a TreDiPo, il che come sempre è un dato positivo, insomma, che ci fa bene sperare per il futuro. E siamo in attesa appunto di sapere se la persona che è risultata positiva è probabilmente in fase di guarigione, quindi attendiamo con trepidazione l'esito del nuovo tampone appunto per poter dire questa buona notizia per il comune di TreDiPo. Continuano ad essere in fase di preparazione e di studio tutte le domande che arrivano per i buoni alimentari. Sono già state elaborate le domande pervenute fino a ieri e sono già iniziati anche i lavori per le domande pervenute oggi. Contiamo di poter iniziare la distribuzione tramite i volontari della protezione civile venerdì in mattinata, in modo insomma da avere già la possibilità per le persone che riceveranno i buoni di poterli spendere presso le attività commerciali previste nell'elenco. Per quanto riguarda invece l'ordinanza di Zaia che riguarda i mercati, questa mattina ho firmato un'apposita ordinanza per regolamentare appunto il mercato del venerdì qua a TreDiPo. In questo caso, come sapete, saranno ammessi al mercato solo quelle attività che hanno un posteggio fisso e non i temporanei, e solo le attività per la vendita di prodotti alimentari e non per prodotti fiorvivaistici e garden, come appositamente specificato nell'ordinanza di Zaia. I punti vendita all'interno del mercato, quindi non sarà recintato tutto il mercato, ma saranno recintate le singole bancarelle, i singoli punti vendita con delle apposite transegne che fornirà il comune. Dovrà essere ricavato un'area di vendita appunto antistante la bancarella con un'adeguata capienza. Ci saranno per ogni bancarella 2 varchi distinti, uno di entrata e uno di uscita, in modo da evitare anche l'incrocio delle persone durante le normali attività. Dovranno essere evitati gli assembramenti sia intorno alle bancarelle che all'interno dell'area di vendita. Dovrà essere mantenuto, come ben sapete, la distanza di 1 metro, quindi il distanziamento sociale, e chiunque accederà al punto vendita dovrà essere munito di mascherina e guanti, come anche l'esercente dovrà essere munito di mascherine e guanti. Questo insomma per compartimentare quello che è l'utilizzo la fruizione del mercato settimanale del venerdì. Indicativamente dovrebbe esserci all'incirca dei dati che noi abbiamo circa 4 esercenti che parteciperanno al mercato, quindi continueranno ad essere dislocati normalmente come già vengono dislocati sul mercato settimanale, però appunto avranno tutti questi accorgimenti con le transenature intorno appunto per isolare l'area di vendita. Questa è la decisione che è stata presa anche in merito all'ordinanza di Zaia e per il momento avrà valore fino al termine ultimo, che per noi continua a essere il 14 aprile, in attesa di sapere se inizierà questa fase 2, come inizierà, insomma, quindi siamo tutti quanti in attesa di conoscere quello che sarà il nostro futuro dal 14 di aprile in poi, cosa che penso il governo praticamente tra pochi giorni darà le indicazioni del caso. Quindi per il momento cerchiamo di rispettare tutte le regole che ci sono, cerchiamo di fare questo ultimo sforzo, questo ultimo miglio, chiamiamolo così, per arrivare insomma a questa tanto attesa fase 2, dove ci sarà una ripresa che, seppur lenta, però sarà sempre una ripresa, un ritorno un po' scalino dopo scalino, quello che è una vita normale. Quindi vi ringrazio tutti quanti per lo sforzo che state facendo, ringrazio tutti i volontari di qualsiasi associazione, in particolar modo anche della protezione civile, per l'impegno che stanno mettendo in tutti questi giorni, e vi saluto e ci vediamo domani per il nostro consueto aggiornamento. Grazie a tutti e buona giornata.